Il commissario straordinario del CIP Sardegna, Paolo Poddighe, alla fine di una mattinata dove credo che la soddisfazione migliore, più grande, sia stata quella, a parte la partecipazione delle persone che si sono alternate sul palco, di questi ragazzi che hanno raccontato con una semplicità disarmante quanto sia semplice aprirsi verso gli altri, e Agitamus credo che sia solo e esclusivamente un piccolo escamotage per tirar fuori le loro eccellenze. Come ho detto appunto nel convegno, l'obiettivo era quello di coinvolgere i ragazzi e il mondo della scuola in un'attività a 360 gradi e far lavorare loro su quelle che sono le loro esperienze in termini di inclusione. Devo dire che vederli oggi esporre questi progetti, avere fatto degli elaborati in autonomia fanno capire quanto il mondo della scuola e i giovani abbiano fantasia e possono effettivamente darci una grossa mano, perché sanno utilizzare i nuovi sistemi informatici e il nuovo mondo della tecnologia. Questo credo che sia importante per tutti, e per noi come Comitato Paralimpico sicuramente è un modo come l'altro per poter coinvolgere in un progetto a 360 gradi tutte le scuole della Sardegna nel 2019 con il progetto Agitamus, che è stato finanziato dal Consiglio regionale. Quindi possiamo chiudere questo breve intervento con il discorso proprio sulla parola. Agitamus vuol dire movimento, ma che movimento? Qualcuno ha parlato di rincorse, qualcuno ha parlato di onda lunga, qualcun altro dice alla fine tutti i beneficiari saranno contenti di aver partecipato a questa iniziativa, è davvero meritoria, e che sappiamo già per certo qualche altra regione d'Italia sta iniziando a monitorare per poterla mettere in campo. Sì, diciamo che è stato già chiesto il progetto, noi lo manderemo a livello nazionale, ecco, Luca Pancalli sarà presente qua all'11 per la giornata conclusiva con tutti i 5 istituti comprensivi della Sardegna. Credo che sarà una grande vetrina per far capire e presentare il progetto a una persona eccezionale come quella che è Luca Pancalli, che sicuramente saprà far suo e proporre poi al MIUR nazionale. E come dicevi tu, l'onda, noi l'onda l'abbiamo presa con una tavola da surf, e sicuramente siamo ancora sopra e sarà difficile che il CIP cada da quella tavola che oramai è diventata un'onda lunga.